Si invocano, si promuovono, ci si riempie la bocca. Una bandiera, quella delle primarie, che quasi sistematicamente sventola. Sì, sventola, ma forse a vuoto. Le amministrative infatti bussano alla porta, ma al comune di Agrigento, chiamato alle urne in primavera, di concreto non si muove nulla. Eppure il ricorso a questo prezioso strumento democratico era stato annunciato quasi in pompa magna da più parti. Dal nuovo centrodestra di Alfano non arrivano segnali, mentre dalla eterogenea coalizione 2020 che va dal PD a Forza Italia, passando per il megafono, PDR di Cimino, articolo 4, patto per il territorio e Sicilia Democratica di Cascio, le primarie potrebbero non celebrarsi più. Proprio per oggi era stato fissato il termine per la presentazione delle candidature a sindaco, ma di proposte non c'è traccia. La scadenza, fa sapere il segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Zambito, slitta di 10 giorni per l'assenza dei parlamentari di riferimento impegnati in questi giorni nella votazione del Presidente della Repubblica. Ma l'orientamento sembra essere quello di individuare una candidatura condivisa senza passare dalle primarie. E tra i nomi che circolano per il momento i più gettonati sono quelli del deputato nazionale Maria Iacono, ex sindaco di Caltabellotta, sostenuta dal PD, e l'attuale presidente dell'Acragas Silvio Alessi, sponsorizzato dall'area che fa capo a Riccardo Gallo. Ma la coalizione 2020 nelle prossime ore potrebbe ospitare altre realtà, come la neonata associazione Agrigento Una Città Normale, che raccoglie persone di buona volontà, imprenditori, commercianti, indignati per lo stato delle cose, stanchi di delegare e di affidarsi ad altri, e loro spingeranno per le primarie. Un nome da proporre già ce l'hanno, è quello di Giuseppe Vita. Ritengono che io, per l'anzianità, per gli anni, per un pochettino di esperienza maturata in questo periodo, possa rappresentarli. È una cosa che mi fa molto onore, ma mi dà anche un grande peso. Temi di essere schiacciato dai candidati dei partiti che sono organizzati? Ma sono passato, potevo temere di essere annegato dal mare, delle altre no, sono abituato e ferrato, 18 anni li ho passati da un pezzo e quindi so come difendermi, ma non dobbiamo difenderci, noi dobbiamo soltanto proporre le nostre cose, non è una guerra, questa città ha bisogno soltanto di uno sforzo quanto più possibile condiviso per cercare di risollevarsi ed arrivare alle ribalte nazionali non come ci siamo arrivati ultimamente con delle tristi documentazioni di quello che andava fatto, anche se lì bisogna dire che non sono tutti uguali, ma poi si apre una maglia differente che magari prenderemo in un altro momento, e proporsi e basta, non è il momento delle guerre. Comunque, se lo vuole sapere, le guerre non mi hanno mai spaventato, ne ho fatte tante. E intanto c'è chi comincia a fare sul serio, chi è pronto ad inaugurare la campagna elettorale attraverso la presenza dei big della politica. È il caso di Marco Marcolin, deputato nazionale della Lega Nord, deciso a diventare sindaco di Agrigento. Domenica prossima al suo fianco, nella città dei Templi, ci sarà il segretario nazionale del Carroccio Matteo Salvini.